Buonasera da Porto Levante, una boccata d'arte a Porto Viro, quando l'arte contemporanea incontra il territorio. Giunta quest'anno alla sua quinta edizione l'iniziativa Una boccata d'arte, inaugurata sabato 22 giugno al Parco della Ghiacciaia di Porto Levante. Promossa dalla Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua, ha visto le due opere proposte dall'artista francese Tiffany Calmet, delle sculture panchine realizzate con cemento, ferro, ossi di dimensioni variabili e in dialogo con la natura fantastica evocata dal territorio. Qui per presentare il progetto culturale turistico voluto dalla Galleria Fondazione Elpis. Allora, io porto i saluti del sindaco e sono onorata in qualità di assessore al turismo di questo evento, del fatto che Porto Levante sia stata scelta dalla Fondazione Elpis di far parte di questo progetto, cioè la boccata d'arte prevede, è la quinta edizione e prevede 20 borghi per 20 regioni e quindi quest'anno Porto Levante è stata scelta come rappresentativa della regione Veneto e quindi praticamente c'è stato mandato, è stato scelto un artista che ha studiato il territorio, è entrata dentro alla storia del borgo per proporci delle opere d'arte che sono rappresentative della storia, degli usi e del territorio in cui noi ci troviamo. Sono molto contenta e orgogliosa di questo, perché come assessorato al turismo noi abbiamo sempre puntato praticamente a valorizzare questo borgo marinaro che per noi è il fiore all'occhiello di Porto Viro dal punto di vista turistico e abbiamo cercato di fare degli eventi e di fare anche delle iniziative per diffondere l'immagine e la bellezza di Porto Levante anche oltre ai confini della nostra città. Evidentemente i nostri sforzi cominciano ad avere qualche frutto, se appunto una fondazione importante come la Elpis ci ha scelto per rappresentare il Veneto